Che cosa hai scritto sotto quel sasso, Vittorio? Li Sicilis nos bandon. Spiega un po' che cosa vuol dire. Sì, le rondini ci abbandonano. Perché ci abbandonano? Sono venute le rondini a Gemona quest'anno? Sì, sono venute, ma non hanno trovato i nidi, che le case sono cadute. E che cosa speri per il prossimo anno? Del prossimo anno che ritornano tutte le rondini qui, che ritrovano anche loro le case che ricostruite. Quel video di 50 anni fa in cui, bambino, spiegava di aver disegnato delle rondini su un sasso per regalarlo a chi era venuto ad aiutare, a scavare, a ricostruire in Friuli, ha commosso ed è entrato nel cuore di tutta la comunità regionale e non solo. Quelle rondini del gemonese Vittorio Blasotti, come ha sottolineato anche via social il presidente della regione Massimiliano Fedriga, sono diventate il simbolo più bello per raccontare il modello Friuli. Le rondini che portano la speranza, il grazie più puro del Friuli. Il bambino più famoso di Gemona, come è stato da alcuni definito, oggi uomo, ospite di Ferdinando Avarino a Ring, ha condiviso i ricordi di allora e le riflessioni da adulto su quanto avvenne. Oggi cosa disegnerebbe su quella pietra 50 anni dopo? Bella domanda. Un cuore. Bello. Perché? Un cuore per l'amore che abbiamo ricevuto da tutto il mondo. E di questo sono fiero, anche perché penso che ci hanno aiutato tanto, perché i nostri nonni e i nostri padri sono andati all'estero in tempo passato e hanno sempre fatto bella figura con tutti, e quindi abbiamo ricevuto il bene che i nostri papà e i nostri nonni hanno dato. Vittorio, negli occhi, nelle emozioni è rimasto sempre quel bambino lì, un po'. Sì. Sì. Tutte le rondini qui, che ritrovano anche loro le case che ricostruite.